conosciuta, è vero, ma è molto più economica e piccola rispetto all'università, aumenta il valore del terreno delle zone residenziali di medio livello e ovviamente l'università. Abbiamo bisogno di 1200 studenti nella regione e ovviamente offre il massimo livello di istruzione, ci permetterà quindi di aggiungere nuovi potenziamenti alle nostre industrie. Ok, vediamo un po' come sta andando, la domanda residenziale sta crescendo, abbiamo abbastanza monetine per collocare finalmente la nostra bella biblioteca, ci stiamo dedicando un po' nella sezione dell'educazione. Ecco qui, aumenterà sicuramente il valore di queste zone e vediamo un po' di collocare anche aree residenziali qui vicino, quindi perfetto. Eccoci qui, vediamo di collocare anche qualche parco in modo tale da rendere più divertente, anzi molto più bella da vedere la nostra città. Parco con medio vialetto, aumenteremo quindi il valore di questa zona, anzi no, questa è una zona commerciale, quindi vedremo un po' di aumentare questa parte di mappa. Perfetto. Ok, vediamo un po' come sta andando. Ok, in funzione, 80 dollari l'ora, aperto dalle 6 alle 18. Molto bene. Allora, qua c'è qualcosa, vediamo. Allora, amico mio, la sala d'aspetto e gremita di sim in attesa di essere curati. Ci servono più stanze per i pazienti per poter gestire la situazione. Certo, amico mio, ovviamente costano abbastanza, 12.000 dollari, dannazione, abbiamo 4 morti al giorno. Il nostro sistema sanitario deve essere migliorato sicuramente. Quindi, ovviamente, aggiungeremo un'altra bella clinica nella parte sud della città e sicuramente miglioreremo questa a nord. Quindi, molto bene. Adesso, ragazzi, nel momento in cui mi arriverà, ho accettato davvero diverse richieste di amicizia. Appena vi vedrò online, proprio vi inviterò all'interno di questa città stessa, di questa regione stessa, in modo tale da divertirci insieme. Aspetto proprio il vostro collegamento in modo tale da aggiungervi. Molto bene. Allora, vedete un po' intanto le nuvolette di smog che sono disponibili quindi al di sopra della nostra sezione delle industrie, e soprattutto il vento permetterà di spostare l'inquinamento a secondo quindi della sua intensità, quindi è possibile anche che per esempio la città che si ritrovi alla mia sinistra sia completamente economica ed ecologica, ma se una città per esempio alla sua destra è completamente piena di inquinamento dovuta alle industrie, all'estrazione di carbone e di petrolio, ciò potrà trasportare tutto l'inquinamento nella sua sezione e quindi potrebbe essere anche una cosa molto divertente da chiarire con il compagno, addirittura con il vicino. Attenzione, attenzione, c'è qualcosa di strano vicino all'impianto della nostra, al deposito delle navette. Meno male che i nostri pompieri sono abbastanza fighi da ripulire il tutto. Ottimo, veramente non sapevo che si occupassero anche della zona a destra, quindi davvero un ottimo lavoro questi nostri pompieri. Allora, vediamo un po', abbiamo accumulato abbastanza soldini, quindi vediamo un po' di aumentare necessariamente la sezione dei pazienti nella parte nord, pazienti in attesa, vedete un po', abbiamo delle persone che rimangono all'interno delle sale di attesa e ciò appunto non è concepibile, quindi con 12.000 dollari e un discreto come dire, con un discreto costo di manutenzione accoglieremo quindi 15 pazienti in più ed eviteremo quelle lunghe code di attesa che anche nella realtà sono fastidiosissime. Allora, quindi la velocità è messa al massimo, per adesso non abbiamo alcun problema, vediamo se gli industriali hanno qualcosa da dirci, diamo un'occhiata al grafico della felicità, vediamo cosa sta accadendo, la nostra città è davvero molto felice, però vogliamo un posto dove consegnare le merci, che cosa sta succedendo? Ovviamente c'è sempre bisogno di lavoratori, diamo un'occhiata, vogliamo un posto dove consegnare le merci, vogliamo un posto dove consegnare le merci, dannazione. Diamo un'occhiata a qualcosa in più, vediamo, ci sono abbastanza industriali felici, però alcuni ovviamente come potete ben vedere non sono al massimo della loro felicità, dannazione, quindi mi sa che dobbiamo aumentare un luogo dove ritrovare le loro merci. Allora, innanzitutto collochiamo nuove residenze per attirare quindi più lavoratori in città, perfetto, eliminiamo per adesso questo fattore della felicità, perfetto, aggiungiamo adesso qualche altra stradina nella sezione costiera, abbiamo ben 11.000 dollari, quindi possiamo sbizzarrirci con le strade, molto bene, questa sezione sarà interamente residenziale, molto ma molto bene. Ok, vediamo cosa succede all'istruzione. Una scuola ha raggiunto la sua capacità massima e non può accettare altri studenti, mi sa che dovremmo migliorare ancora le aule, vedete un po' adesso i problemi iniziano ad accavallarsi, dannazione. Innanzitutto continuiamo la nostra opera di abbellimento della nostra città, molto bene, popoliamola in maniera davvero molto regolare, perfetto, vediamo se arrivano molte persone da queste parti, vediamo come funziona la biblioteca, perfetto, fornisce i libri in prestito a 41-39 cittadini, se la stanno cavando abbastanza bene. Vedete un po' la domanda residenziale è molto elevata e arrivano davvero numerose persone. Diamo un'occhiata, le attività commerciali non ricevono sufficienti compratori con reddito medio, costruisci parchi o servizi ai cittadini per attirare compratori benestanti. Dobbiamo migliorare la qualità del nostro terreno, mi sa che qualche altro parco potrebbe essere importante, aiuta i tuoi sim a camminare sulla retta via con questo parco
comodo. Wow, vediamo un po' se c'è qualcosa di diverso. Vialetto fiancheggiato da alberi. Mamma mia, questo potrebbe essere molto ma molto più figo. Potenziamo questa zona, questa deve essere la zona industriale. Vediamo un po'. Ah no, dannazione, qua c'è forse qualcosa, già qualche potenziamento in atto. No, perfetto, possiamo metterlo in questa posizione. Perfetto, già addirittura stanno costruendo qualcosa proprio perché il valore del terreno è aumentato. Cos'è questo odore? L'industria vuole continuare ad espandere le fabbriche. Intanto potete vedere che per adesso il valore del terreno è cambiato e potete vedere innanzitutto la popolazione che inizia come dire, a cambiare, come dire, le loro abitazioni. Vediamo innanzitutto di costruire anche qualche altro parco, visto che funziona in maniera davvero molto semplice. Perfetto, adesso aumenteremo anche il valore di questi terreni, magari collocando anche qualcosa aderente allo sport, magari un bel campetto di calcio, $10.000, wow, però divertiremo tutta la nostra popolazione. Vediamo se c'è qualcosa di diverso, campo da pallavolo, skatepark medio, campo da pallacanestro. Perfetto, sembra essere molto più divertente, quindi posizioniamolo nella zona adeguata, divertiremo anche diversi bambini. Molto bene, adesso vedete un po' la popolazione come più intenta a migliorarsi. Ecco qua adesso, ecco le casette che iniziano a crescere, non sono più le semplici roulotte, ovvero non sono più le semplici casette di campagna, ma sembrano divenire proprio delle vere e proprie residenze. Adesso aumenteremo anche il reddito della nostra popolazione. $23.000 raccolti, adesso non abbiamo più delle attività commerciali di cattivo gusto, ma proprio dei veri e propri centri commerciali. Molto bene, quindi abbiamo capito che costruire delle vere e proprie, dei veri e propri potenziamenti per il valore del terreno è davvero importantissimo. Quindi collochiamo magari qualche altro parco, magari qualche piazza di diverso gusto. Vediamo un po'. Questo sentiero è un po' più largo della media ed è conformato da alberi ombreggiati. Diamo un'occhiata a giardino con scultura. Aumenta il territorio di alto livello. Andiamo con ordine. Innanzitutto vediamo di aumentare il territorio di basso livello. Vediamo di collegare un bel vialetto colorato. Molto ma molto bene. Vedete un po' la popolazione come è felice. Adesso già iniziano a cambiare i territori. Molto bene. Adesso nella parte nord della città, visto che possiamo collocare qualcosa di diverso, magari aderente allo sport, un campo da baseball. Questo potrebbe essere davvero molto ma molto figo, e soprattutto è abbastanza grande e implica quindi un raggiungimento della popolazione in maniera drastica. Perfetto, un bel campo da baseball, guardate che figo, costa davvero abbastanza, però incrementa davvero la felicità della nostra popolazione. Guardate un po', in SimCity è disponibile anche la capacità quindi non solo di creare servizi ricreativi di qualità, ma anche quindi oggetti che permettono, edifici che permettono il miglioramento della città stessa, perché adesso con la presenza quindi di nuove strutture e anche con la presenza quindi di questi nuovi edifici, la popolazione sarà molto più felice ed invoglierà i nostri industriali a lavorare nella maniera migliore, perché ci saranno quindi nuove tipologie di negozi che assumeranno quindi i loro prodotti. Molto bene, avevano detto che il limite degli studenti era stato raggiunto, mi sembra. Diamo un'occhiata all'interno della nostra scuola, intanto questa bella pioggerellina primaverile. Ci troviamo ancora ad aprile dell'anno 1, molto bene. Allora, vediamo un po' nella sezione dell'istruzione, rallentiamo un attimino la città, abbiamo raccolto $25.000, vediamo un po' nella sezione dell'educazione, perfetto, vediamo un po', allora, non iscritti ce ne sono ancora abbastanza, quindi mi sa che dobbiamo creare anche qualche altra classe in più. Perfetto, magari nella parte est della nostra scuola con $10.000, con un prezzo di $200 l'ora, perfetto, molto bene. Ok, abbiamo migliorato le nostre attività commerciali, vediamo un po' il terreno come sta andando, abbiamo una densità di popolazione abbastanza buona, ok, il terreno sta aumentando di parecchio. Vediamo un po' di cominciare a migliorare quest'area commerciale, perfetto, proprio nella parte sinistra della nostra città. Collochiamo qualche altro parco, magari aderente alla sezione della natura, molto bene, magari un vialetto ondulato con alberi, $800 potrebbe essere molto ma molto adeguato in questa situazione. Vediamo un po'. Perfetto, non la sapevo questa situazione appunto del miglioramento, però è davvero molto ma molto divertente. Ok, è aumentata ancora la felicità, ma soprattutto è aumentata la richiesta di trasferirsi nella nostra città. Ovviamente la zona costiera deve essere una zona dove la popolazione deve divertirsi e soprattutto deve essere popolata dalla popolazione ad alta densità, quindi vedremo di collocare edifici che la renderanno tale. Perfetto. Olè! Allora, innanzitutto collochiamo qualcosa di diverso. Abbiamo un bel campo di calcio da questa parte, vediamo un po', anzi uno skatepark grande, guardate un po' che figo. Vediamo se c'è qualcosa di più grande. Campo di calcio costano abbastanza. Attendiamo quindi lo stipendio del prossimo mese. Intanto creiamo qualche altra area industriale.
molto ma molto bene. Perfetto, 6.029 persone, la nostra città si sta ingrandendo davvero a vista d'occhio. Guardate un po' della zona che stiamo andando a ricoprire, molto ma molto bene. Allora, perfetto, possiamo collocare adesso un bel campo, vediamo un po' se adesso arriviamo con i nostri soldini. Perfetto, 12.000 dollari, perfetto, questa zona sarà completamente residenziale. Adesso, come potete vedere, i nostri guadagni stanno un po' terminando, ma proprio per la presenza di tutti questi impianti che hanno bisogno di una quantità davvero elevata di soldini. Quindi intanto nella nostra zona industriale come sta andando la felicità? Vediamo un po' il livello tecnologico, i ricavati delle spedizioni sono grandiosi, perfetto, se la stanno cavando abbastanza bene. Come potete vedere adesso i nostri industriali hanno delle spedizioni davvero ottime, come potete ben vedere prima c'erano determinati problemi, adesso li abbiamo risolti, sono abbastanza felici, ma ovviamente il livello tecnologico aumenterà nel momento in cui la nostra educazione aumenterà, quindi vedremo un po' di migliorare anche questo aspetto. Perfetto, il nostro campo di calcio è stato finalmente completato, addirittura oggi è chiuso, vediamo un po' come si può aumentare, vediamo un po', ah no, addirittura possiamo ritornare di nuovo alla schermata precedente. Quindi un bel campo di calcio, abbiamo edificato anche un campo da baseball, vediamo un po', questa città è coperta di immondizia da cima a fondo, veramente, ci sono anche dei rifiuti, una cosa che non mi piace, ma non avevamo costruito il nostro impianto per la pulizia. Vediamo un po' cosa sta succedendo, forse c'è qualcosa che non va, vediamo un po' rifiuti, vediamo cosa succede. Allora, presenza di rifiuti, bassa, addirittura alta, spropositata, anche il sistema del riciclo, oh, spropositata da questa parte, dannazione, 12 bidoni dell'immondizia, questo è grave, dobbiamo aumentare i camion della spazzatura, vediamo un po' se possiamo costruire qualche altro garage per i camion, ovviamente aggiungere un altro camion alla discarica, velocizzeremo la raccolta dei rifiuti, ma soprattutto le zone di scarico devono essere importanti. Vediamo un po', bidoni dell'immondizia al giorno 698 di 790, quindi innanzitutto costruiamo un bel garage, perfetto, vediamo un po' vicino alla strada con 5.000 dollari e in seguito collochiamo anche un'altra zona per la sovrapposizione, quindi di zone di raccolta. Il servizio ovviamente è disponibile anche per i vicini. Vediamo intanto come sta andando la situazione per le acque reflue, diamo un'occhiata, è sempre bene controllare il tutto. Vediamo un po' nella sezione delle nostre acque reflue, perfetto, stanno smaltendo davvero il tutto, molto ma molto bene, e dobbiamo implementare come dire, la raccolta dei bidoni dell'immondizia in questa zona, proprio nella zona industriale che è più richiesta. Speriamo che il nostro caro camioncino si diriga anche nella parte sinistra. Eccoli qua, guardate che sono fighi come vanno appunto nelle case delle persone a raccogliere il tutto. Ho lasciato il lavoro con Daisy Leon, lascia la città, vieni da rielaborazione di hamburger. Ah, non ho preso un camioncino, ho preso addirittura un ospite. Eccolo qua, guardate come corre, dannato, fermo. Mamma mia, vediamo di rallentare un po' il tutto. Attenzione, c'è qualcosa qui, vediamo. Si stanno lamentando dei cittadini, la crisi economica si è abbattuta sulla nostra città, fa qualcosa, ci sto amico mio, ma mi sa che non siamo in crisi economica, cioè abbiamo un bel po' di soldini, fornisci più posti di lavoro e più alloggi, è proprio quello che vorrò fare amico mio, infatti guardate un po' della zona residenziale che stiamo costruendo, però ovviamente ci serve il tutto. Posti di lavoro, allora innanzitutto prima di costruire le residenze forniamo ai nostri cittadini dei posti di lavoro, innanzitutto creiamo un ambiente industriale consono, abbiamo 13.000 dollari, perfetto, le industrie se la stanno cavando davvero molto ma molto bene, perfetto, ci sarà un livello di disoccupazione abbastanza alto visto la quantità di persone che abbiamo in città, circa 7.000 persone, perfetto, all'autostrada, perfetto. Collochiamo le nostre industrie, molto bene. Carenza di lavoratori, espandi la zona residenziale, perfetto, per evitare che le nostre industrie crollino. Vedremo un po', dannazione, qua c'è una specie di zona sopraelevata. No, stavo per cancellare la centrale eolica. Mamma mia, guardate un po', c'è una zona un pochino sopraelevata, quindi vediamo un po' di evitarla. Ok, perfetto, passiamo da questa parte. Benissimo. Ok, collochiamo il tutto dalla parte del mare, che potrebbe essere davvero un'ottima mossa. Facciamo una specie di giro all'interno della centrale eolica. Benissimo, attenzione che ci stiamo avvicinando sempre più alla zona industriale, quindi adesso aumenteranno anche le lamentele dei nostri cittadini. Perfetto, collochiamo una bella zona residenziale anche da questa parte. Perfetto, adesso avremo anche una
una grande quantità di residenti anche attorno alla centrale eolica che arriveranno, molto ma molto bene. Perfetto, mi sa che dovremmo andare a popolare anche la zona al di sopra della nostra regione, quindi anche qui su magari vedremo un po' di sistemare il fatto della discarica, vedremo un po' che cosa costruire. Allora, abbiamo edificato davvero diverse cose quest'oggi, quindi ce la siamo cavata abbastanza bene, vediamo un po' come sta andando la nostra scuola elementare, ci troviamo 350 studenti, vediamo se c'è ancora qualche non iscritto, vediamo un po' il livello dell'educazione sta aumentando, però mi sa che dobbiamo aumentare ancora la capacità della nostra scuola. Ok, i pulmini si ritrovano in quasi tutta la zona, adesso vedremo di popolare anche questa parte, molto bene, con $200 abbiamo la possibilità di raccogliere tutte le persone disponibili, molto bene, ok, anche nella nuova zona, perfetto, già posizioniamoli. Perfetto, vedremo adesso un po' nella nostra sezione del deposito delle navette, perfetto, nel trasporto pubblico. Allora, c'è la parte sinistra della città che appunto non è soddisfatta, quindi vediamo un po' di posizionare altre fermate in questa zona. Perfetto, questa è la sezione degli autobus, molto bene. Vediamo un po' la sezione degli perfetto. Ok, anche in questa zona ovviamente tutti hanno il diritto ad assumere il controllo del loro mezzo pubblico, e vediamo un po', come mi ha detto anche qualcuno, di collocare anche qualche fermata degli autobus nella sezione appunto industriale per accogliere quindi più lavoratori possibili. Benissimo, allora, attesa media di 21 minuti, hanno 321 passeggeri al giorno, quindi possiamo capire che la popolazione è abbastanza grata di ritrovarsi in queste condizioni. Ok, a quanto pare ce la stiamo cavando bene nella nostra nuova città, stiamo espandendo davvero il tutto, adesso nel prossimo gameplay vedremo un po' di trattare, come dire, la nuova zona residenziale e magari potenziarla per renderla molto ma molto più competitiva. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, come potete vedere stiamo dirigendo la nostra città verso un nuovo scopo, ovvero quello dell'istruzione, anche se è abbastanza difficile, proprio perché le richieste sono davvero tante. Nel prossimo gameplay ci occuperemo quindi del miglioramento delle zone residenziali nella parte sud della nostra cittadina e magari implementare la presenza di nuove persone all'interno della città. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi!